Gli spettri si oppongono ai fantasmi, distruggono le loro forme arrotondate, sciolgono l'illusione del volume e eclissano il desiderio. Si erigono esibendo le forme ossee e i contorni viscerali. Un esempio della rappresentazione spettrale è un grandissimo cranio anamorfico, abbagliante di bianchezza, sodomizzato, rabbioso, con le mandibole limpide e un piano a coda in rovina. Sullo sfondo del capo di Creus si distingue lo spettro del sex appeal, il più famoso degli spettri daliniani. Il bambino lo guarda fissamente, paralizzato da panico. Lo spettro materializza tutto il suo orrore per il sesso femminile. Un altro spettro daliniano è quello di Vermeer di Delft. Dalì diceva di essere il pittore di spettri più autentico, perché nei suoi dipinti era in grado di rappresentare il mondo oggettivo, dotandolo di un'apparenza di assoluta irrealtà.